radio2pod.com. Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Naturalmente diamo un'occhiata in giro com'è la situazione maltempo, visto che finalmente, miracolo, l'inverno inizia vagamente a intuirsi, l'autunno inizia a fare il suo lavoro e anche la neve si è vista nelle montagne. E allerta arancione nel Bellunese per le condizioni critiche ipotizzate da una forte perturbazione che ha investito dalla nottata tutto l'arco delle Dolomiti. Pioggia abbondante nelle vallate, prime fitte nevicate anche a quote basse. È accaduto in Agordino, in Cadore e in Comelico, dove sin dalle prime ore sono stati misurati apporti variabili fra i 5 e i 10 centimetri cresciuti nel corso della giornata, soprattutto in quota. Per il transito sono state indispensabili le dotazioni invernali, gomme da neve o catene, in netto anticipo rispetto all'obbligatorietà che per legge scatterà dal prossimo 15 novembre. L'ARPA va diramato lo stato di attenzione anche per il rischio valanghe che potrebbero innescarsi anche a ridosso delle strade a causa degli accumuli di neve fresca. Da ieri è stata chiusa la regionale della Val Fiorentina fra Caprile e Selva di Cadore per un movimento franoso in atto. Caduta di sassi è stata segnalata fra Gosaldo e Rivamonte in Agordino, e proprio in Agordino, alla Stanga, stamattina alle 7:20 c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone. Ferito fortunatamente in modo non grave un 61enne agordino. Uno scontro anche sulla 51 di Alemagna fra Borca di Cadore e San Vito, anche in questo caso con feriti lievi. Uno dei due conducenti era alla guida di una navetta che trasportava sangue urgente per l'ospedale di Pieve, che grazie a una staffetta è stato consegnato in tempo utile. Rallentamenti al traffico in tutta la provincia per il manto stradale reso insidioso da pioggia e neve, ma fra il Massa di Sedico e Ponte nelle Alpi anche per lo sversamento di tensioattivi che hanno causato una chilometrica scia saponata al pari di una nevicata. I pompieri di Belluno con i tecnici dell'ARPAV sono intervenuti in via Medaglie d'Oro. I primissimi campionamenti hanno scongiurato il rischio inquinamento. Il camion che ha perso per strada il detersivo è stato individuato, è di una ditta di Ponte nelle Alpi a cui la polizia locale di Belluno è risalita grazie al sistema di videosorveglianza Leggi Targa. E il comparto turistico può finalmente pensare a una stagione di sci normale? Quella che comincia è in anticipo, a cominciare naturalmente da Cortina, visto che parliamo delle città olimpiche, con l'apertura del primo impianto che è la seggiovia del Col Gallina al Passo Falzargo. Si inizia dunque domenica 10 novembre grazie alla nevicata di queste ore che ha consentito di allestire il primo tracciato. Il maltempo non ferma i lavori di costruzione del nuovo impianto di risalita di Cortina che sale dallo stadio olimpico del ghiaccio sino al Col d'Urché. Si tratta di una moderna cabinovia che sostituirà il primo tronco di quella storica, la Freccia del Cielo. E invece parliamo di maltempo che ha colpito anche Venezia, si rinizia a vedere l'acqua alta. Potrebbe essere stata proprio colpa della pioggia battente che si è abbattuta dalla mattinata la causa dell'incidente avvenuto a Giussago di Portogruaro in località Viola. Con il camion un grosso autotreno è finito nel fosso ricolmo d'acqua rimanendo incastrato nella cabina. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. L'autista, bloccato in cabina, è sempre rimasto cosciente ma sofferente. È stato estratto mentre l'acqua stava per riempire la cabina di guida e portato in ospedale. Ma i vigili del fuoco sono stati impegnati in molte ore anche per gestire il violento nubifragio che ha allagato abitazioni, strade e campagne tra Portogruaro, Concordia, Sagittaria, Gruaro e Fossalta. Il sindaco però rassicura. Abbiamo avuto alcuni problemi nelle zone di via Palazzine, via Villa Storta, zona dei Ronchi, dove notoriamente ci sono alcuni problemi legati anche sia alla presenza di interrati, ma anche alla necessità che vengano realizzate nel tempo delle opere di mitigazione idraulica, non di mitigazione, di tombinamento, comunque di realizzazione di nuove linee contro il rischio idrogeologico che noi ardentemente speriamo vengano realizzate, ma anche con contributi. Comunque a oggi la situazione è assolutamente sotto controllo, i disagi appaiono contenuti e la cosa si sta risolvendo. E mentre a Portogruaro la situazione è in via di risoluzione, Venezia si è svegliata come da previsione con l'alta marea, che alle 9:10 ha raggiunto un picco massimo di 110 cm a Punta della Salute, 106 invece a Chioggia alle 8:45.
Per sabato mattina verso le 9 si prevede un picco di 105 centimetri nel centro storico. La marea potrà mantenersi sui valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì, infatti, l'arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici. Un terrorista sul vaporetto, l'intervento dei lagunari in pieno giorno nella laguna di Venezia, un'esercitazione che vi possiamo raccontare in esclusiva e che dimostra la capacità di saper fare squadra del Reggimento Serenissima. Il nuovissimo barchino d'assalto del Reggimento Serenissima taglia la laguna come un rasoio. Sul vaporetto è segnalata la presenza di un terrorista. I lagunari abbordano il mezzo di trasporto puntando la Browning, le mitragliatrici minimi e tutto l'armamento individuale. In un attimo sono con grande abilità tra i passeggeri, individuano il sospetto da portare via. È un'esercitazione, ma il livello di realtà è notevole. Alza in piedi! Alzati! Alzati! Tirati le mani! Alza le mani! Vai giù, a terra! Ginocchio, girati! Girati, alza le mani! Come erano arrivati, se ne vanno, lasciando solo la scia. Il Mangusta sorvola basso il forte di Sant'Andrea e nel frattempo la NH90 del quinto Rigel fa scendere i lagunari in fast roll. C'è da concludere un'importante manovra di addestramento per uno dei più preparati reggimenti dell'esercito italiano, capace di operare in 1000 situazioni, ovviamente a cominciare dall'elevata capacità anfibia garantita dagli AV7, con capacità di fare squadra che valgono anche nella vita di tutti i giorni. Sì, c'è osmosi perché l'aspetto essenziale che si ricerca per questo tipo di attività è la squadra, il ruolo di squadra che deve essere giocato da ogni interprete nella maniera migliore, perché solamente una squadra affiatata, una squadra efficiente, una squadra capace riuscirà a fornire quelle prestazioni che sono richieste alla Forza Armata. I lagunari si esercitano ogni giorno per dare il meglio, con le insegne di San Marco e il loro grido di battaglia. Alla voce! San Marco! Alla voce! San Marco! San Marco! Ci fermiamo per una breve pausa. Migliore. Ben ritrovati, sono ore drammatiche per i lavoratori dell'Ilva di Porto Marghera, sono a rischio 52 posti di lavoro, quindi gli stipendi per 52 famiglie, senza considerare anche l'indotto che non è poco. La preoccupazione monta ora per ora, no? La situazione è complessa, lo sappiamo perché insomma le notizie girano. Noi siamo molto arrabbiati. Noi siamo legati a Taranto, siamo un'azienda che fa servizi per Taranto. La chiusura di Taranto significa la chiusura anche di Porto Marghera. Da Taranto a Porto Marghera il passo non è mai stato così breve. La crisi del colosso dell'acciaio del resto non ha confini e rischia di tradursi in uno dei più grossi disastri industriali del paese ed Europa. A Porto Marghera, nel sit-in di protesta organizzato dai sindacati, ci sono rabbia, rassegnazione, speranza, ma soprattutto tanta stanchezza. Negli ultimi anni la scure delle razionalizzazioni ha colpito più volte. Da oltre 100 dipendenti si è passati agli attuali 52. Loro vengono, prendono e se ne vanno. Ogni volta è così. Noi siamo stanchi, diciamo, di queste riorganizzazioni perché ogni passaggio per noi è un caro prezzo che dobbiamo pagare in termini di occupazione, in termini di investimenti e in termini proprio di garanzie di posto di lavoro. Garanzie che al momento non ci sono. Gli occhi sono puntati sull'esecutivo Conte perché faccia rispettare i patti alla multinazionale ArcelorMittal, subentrata ufficialmente solo un anno fa. E proprio al governo i sindacati si appellano nelle ore più drammatiche della trattativa. Noi al governo chiediamo un impegno concreto nel mantenere vivo lo stabilimento di Taranto. Noi non abbiamo alcun pregiudizio su una privatizzazione, su una partecipazione statale, su qualsiasi tipo di iniziativa. Un appello forte e chiaro arriva anche dal Comune di Venezia, che ha portato ai lavoratori la propria solidarietà. Chiediamo al governo di essere finalmente all'altezza delle sfide che ha l'Italia davanti
e di affrontare questo tema senza ideologia, ma per risolvere questa importante e delicata tematica che rischia di avere effetti anche a Porto Marghera. E questo appunto è la situazione seria delle ripercussioni, perché è come un battito d'ali: se succede una cosa in una regione dal punto di vista occupazionale, poi spesso succede qualcosa anche nell'altra regione. Noi invece continuiamo a toccare l'argomento che ci sta a cuore, quello dei caduti che sono rimasti insepolti dal Grappa, dall'altopiano d'Asiago, e la politica si sta facendo sentire. Insomma, molti amministratori sono rimasti, come dice il presidente del Consiglio regionale del Veneto Ciambetti, sgomenti. Non ci dimentichiamo certo di continuare a tenere in evidenza la vicenda dei caduti ritrovati sul Grappa in altopiano di Asiago quest'estate e rimasti insepolti attorno al 4 novembre, quando tutti si sarebbero aspettati una doverosa cerimonia. Prima di chiedere conto a chi ha la responsabilità di rilasciare le autorizzazioni per onorare i soldati sacrari di Cima Grappa e dell'Aiten, anche per poterlo testimoniare adeguatamente, i rappresentanti delle amministrazioni del Veneto, anche ai massimi livelli, hanno la stessa reazione che noi riportiamo. Sgomento, sinceramente sgomento e sorpresa, perché io penso che quando delle spoglie vengono rinvenute, spoglie di soldati che hanno perso la vita durante appunto la Grande Guerra, dovrebbe essere automatico, normale, di buon senso che queste spoglie vengano portate negli ossari in un tempo adeguato, in un tempo breve, in un tempo normale per queste cose. Questi ritardi sinceramente mi dispiacciono molto, e mi dispiacciono molto proprio pensando anche a quello che è capitato a questi ragazzi più di 100 anni fa. Quindi mi auguro e spero che qualche persona di buon senso, con un'anima buona, faccia il tutto il possibile perché queste spoglie vengano portate nei luoghi deputati. Ricordiamo che quest'anno i corpi da seppellire erano 3 in altopiano di Asiago e almeno 12 sul Monte Grappa, soldati italiani e della duplice monarchia. Un altro passo avanti per cercare di bonificare, di ripulire l'acqua, quella che poi beviamo dai FAS, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 23 milioni di euro. Tanti o pochi? Sembrano tanti, in realtà il problema è molto serio, quindi ci vorranno molti soldi. Accolte le richieste della Regione Veneto, che punta ad acque libere da PFAS entro la primavera 2020, stanziati dal Ministero dell'Ambiente 20 milioni di euro per il 2019, altri 3 milioni e 200 mila euro per il 2020, un totale di oltre 23 milioni di euro necessari per completare gli interventi atti a realizzare la nuova rete di acquedotti nelle aree inquinate da PFAS. A darne notizie il commissario straordinario Nicola Dell'Acqua. I lavori intanto, complice il buon tempo, sono proseguiti e c'è ottimismo sul rispetto dei tempi previsti nei 3 cantieri avviati in parallelo. Ci sono tanti tipi di tesori culturali, naturalmente ci sono i dipinti, ci sono le sculture, le opere d'arte in senso più classico, poi ci sono anche i documenti, gli archivi e gli archivi di Stato in particolare ne sono ricchissimi, c'è la nostra storia, si va a ricostruire quello che siamo stati attraverso appunto i documenti d'archivio che hanno a volte anche 1000 anni di storia. Eppure c'è chi li sottrae. Pensate che dal 1977 al 1994 da Padova avevano sottratto letteralmente 2 interi archivi di nobili famiglie, archivi del 6-700, ma ora i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale sono riusciti a recuperarli e a restituirli. 12 lettere, un carteggio tra padre e figlio avvenuto tra febbraio e luglio del 1605, pagine in cui si raccontano momenti di vita quotidiana legati al bestiame della corte. I protagonisti sono Ottavio Polcastro e suo figlio Antonio, nobili padovani. Le loro missive sono state recuperate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna e riconsegnate all'Archivio di Stato di Padova. I documenti sono stati trovati da una signora residente in Emilia-Romagna che aveva ricevuto in eredità dal padre dei pezzi storici ed era decisa a conoscerne la provenienza. I carabinieri, in collaborazione con la soprintendenza, hanno accertato però che si trattava di lettere di pregio e di inestimabile valore, scomparse, forse rubate, tra il 1977 e il 1994 e che appartenevano al Ministero dei Beni Culturali. Nel 1977, quando l'archivio è stato vincolato da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il 94, quando lo stesso Ministero ha deciso di acquistare l'intero archivio storico di queste famiglie
e stabilirne quindi la custodia presso l'Archivio di Stato di Padova. È qui che arrivano i fascicoli e alcuni pezzi mancavano. Oltre alle 12 lettere datate 1605, i carabinieri hanno recuperato una lettera indirizzata al magnifico Messer Serenissimo Polcastro del 1538, una lettera invece indirizzata ad Antonio Orsato del marzo del 1573 e una lettera indirizzata a Ieronimo Polcastro del 1538. Come questi documenti storici siano arrivati nelle mani del collezionista privato romagnolo resta un mistero. L'ultima erede non è comunque indagata, visto che è stata proprio lei a contattare i carabinieri. Uno di questi Polcastro è stato un personaggio estremamente importante a Padova fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, è anche stato in qualche modo il fondatore della biblioteca civica. Ora tutte le lettere sono tornate a casa. A Padova troveranno la giusta collocazione all'interno delle stanze protette dell'Archivio di Stato di Via dei Colli. Prima però ecco gli ultimi passaggi nelle mani esperte della restauratrice, che ci mostra alcuni dei pezzi più belli ritrovati. Grazie al ritorno a casa di questa documentazione e la possibilità quindi che questa documentazione sia nuovamente nella disponibilità degli studiosi o di chiunque possa vantare un interesse per indagare il contenuto di queste carte, fa sì che riusciamo ad individuare in queste testimonianze queste nostre identità, il nostro passato. Ci fermiamo per una breve pausa. L'amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha deciso di conferire alla senatrice a vita Liliana Segre la cittadinanza della città. Questa la cittadinanza onoraria, naturalmente lo annuncia il sindaco Riccardo Mortandello. La città di Montegrotto vuole sposare in pieno l'appello etico di Liliana Segre, un appello che parla alle coscienze, alle anime e ai cervelli di ogni cittadino italiano senza distinzione di parte politica. Già nelle celebrazioni per il 4 novembre, ricorda il primo cittadino, abbiamo ringraziato la senatrice Segre per aver proposto l'istituzione di una commissione parlamentare contro il razzismo e l'antisemitismo. Invece siamo in piena politica, perché ci si avvicina, non sono così distanti per la verità, le elezioni regionali che vedranno assolutamente in pole position l'attuale governatore, ma c'è da dire che ci sono poi manovre di vario genere, tutto questo che riguarda anche le manovre nazionali dopo quelle che sono state le elezioni in Umbria e quelle prossime venture che saranno quelle emiliane. L'appuntamento è per il 26 gennaio prossimo. È la data delle regionali in Emilia-Romagna, che potranno cambiare le sorti del Veneto in un domino pubblico istituzionale progettato da tempo da Salvini e dalla Lega. Nello specifico, se tra poco meno di 3 mesi nella regione rossa per antonomasia in Italia dovesse imporsi la prima governatrice donna e per giunta leghista, inevitabilmente cambieranno anche le candidature per la regione del Veneto prevista al voto tra il maggio e giugno 2020. I vertici milanesi del Carroccio lo dicono da tempo e pare che anche nell'ultimo incontro a Verona per Fieracavalli Salvini l'abbia ribadito a Zaia. Se si va al voto politico, entro breve tutti i migliori leader del Carroccio li vuole a governare l'Italia. E l'entro breve è appunto successivo al voto emiliano-romagnolo. Se dovesse affermarsi l'ex sottosegretario alla cultura Lucia Bergonzoni, il governo Conte avrebbe vita breve, con successivo passaggio ad un più che probabile governo Salvini con ministro Luca Zaia. Queste le indicazioni sulle quali soprattutto i veneti non sarebbero completamente d'accordo. Voce critica in tal senso, manco a dirlo, è quella di Gentilini. Io non sono d'accordo. Zaia può andare a Roma solo come Presidente del Consiglio, altrimenti resta governatore del Veneto. Io non tollero questi avance, questi giochetti. Luca Zaia è un mio discepolo e deve rimanere come la razza Piave. Perché, è il ragionamento di Gentilini, per risolvere un problema a Roma se ne aprirebbe un altro a Venezia. È una grande incertezza nella scelta, perché non vedo tanta gente che abbia il DNA di Gentilini o di Zaia. In realtà è da tempo che esiste un Toto dopo Zaia, seppur molto virtuale.
Tra i nomi l'attuale presidente del Consiglio regionale Ciambetti, ma anche l'ex sottosegretario all'economia Bitonci, passando per l'attuale assessore alla sanità Lanzarin. Ma qui siamo già oltre le previsioni. Chi al momento non vuole nemmeno sentir parlare di ministeri o successori è proprio il governatore Zaia, che continua a ribadire il suo impegno per il Veneto con i tanti fronti aperti, dalla Pedemontana alle Olimpiadi. Resta comunque un dubbio: e se il ministero fosse per le autonomie regionali? A Papozze, in provincia di Rovigo, fa a discutere il caso sollevato dal consigliere di minoranza Piermarino Veronese. In concomitanza con la ricorrenza dei defunti, in molti hanno notato attaccate diverse lapidi le lettere dell'amministrazione comunale con gli avvisi di pagamento di imposte per il rinnovo dei loculi, che da 2 anni non venivano corrisposti alle casse comunali. Secondo Veronese era sempre stata consuetudine inviare a chi era in ritardo con i pagamenti una comunicazione, ma in forma privata dei sospesi. Non comprendo perché l'amministrazione comunale abbia agito in questo modo, ha violato, a mio modo di vedere, anche la privacy. Il consigliere sarebbero arrivate molte lamentele. C'è da dire che, vedendo questa immagine, più che altro farlo per le onoranze ai defunti è soprattutto uno sfregio ai defunti stessi. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.